Buongiorno Renzo, altra giornata qua per lo sprizzetto. Guarda qua che sì, ci hanno riempito, accoglienza, mamma complimenti mia, allo staff di questo bellissimo bar. Siamo ad Adria, naturalmente la temperatura un po' sta cambiando, sì. Quindi forse, visto che ci eravamo illusi che l'estate era ancora qua... Però dobbiamo dire che abbiamo una temperatura quasi californiana. Sì, dopo ne parliamo anche di Greta, eccetera, eccetera. Però oggi, essendo qua ad Adria, ieri abbiamo parlato di Rovigo, il nostro capoluogo, Adria, come la vedi Adria? In fermento, bella, triste? No, diciamo che Adria ha avuto una ventata di novità con la nuova amministrazione. Positiva o negativa? Un po' positiva, un po' negativa. Democristiano. Democristiano. Ma no, è la verità. Democristiano. Tutti coloro che arrivano a fare gli amministratori per la prima volta e non hanno mai fatto gli amministratori prima, neanche gestionali, e per loro è un impatto, e credo sia il problema del sindaco, e non è un problema da poco, sai, perché come si dice in dialetto veneto, maestro non si è mai nato nessuno. Bravo. E quindi deve, sì, questa è napoletana. Questa è napoletana. Però vedo che sono persone piene di buon senso, forse c'è un aspetto ideologico che deve essere depurato, perché tutti coloro che arrivano per la prima volta vogliono fare tabula rasa, hanno lo slogan Ramaz, scopa nuova, ramazza meglio, ma in realtà Adria è una città, tra l'altro non facile da governare, complicata, con interessi importanti, perché è Perché è complicata? Perché è la capitale dell'intero Basso Polesine. O era la capitale e sta perdendo qualche punto? Beh, diciamo la verità, Portoviro la sta insidiando molto. Dal punto di vista economico sicuramente. E quindi, certo, e Adria, subisce, ritenendosi un po' decaduta, reagisce. Oddio, la reazione è una cosa positiva, perché la competizione anche fra amministrazioni non può che essere positiva per i cittadini. Il problema vero è questo: la nuova amministrazione di Adria entro i 2 anni, perché il primo anno è di totale apprendimento, deve presentare un bilancio delle cose fatte, ma soprattutto un bilancio programmatico delle cose da fare nella seconda parte della legislatura. Posso fare una critica da Basso Polesano, visto che parlavamo di Adria, ex capitale secondo me del Basso Polesine, che ha il problema di essere stratificata, cioè mi sembra essere in Inghilterra, c'è middle class, upper class. Su questo hai molta ragione. C'è ancora questa stratificazione che per esempio a Portoviro non c'è, e c'è in qualche altro paese blasonato e antico come Ariano e Loreo. Amico mio, hai detto tutto tu, blasonato e antico, quindi Adria è molto blasonata e quindi è molto antica. È molto antica, quindi ha anche degli aspetti di conservazione. E quindi aspettiamo le novità rivoluzionarie degli adriesi, che sicuramente hanno degli elementi positivi. E arriveranno secondo te? Speriamo. Sprizzetto. Auguri ancora.